Ciao a tutti, Virus 101 finalmente di nuovo ai comandi e purtroppo tanti impegni, tante cose, pochissimo tempo davvero contato al secondo mi hanno tenuto distante dal PC. E comunque, nessun problema, sapete che comunque i video su Elite arrivano, arriveranno e ce ne saranno ancora e oggi andiamo a parlare di Beyond. Beyond, nuova espansione uscita il 25 febbraio, comunque alla fine del mese scorso. Sono riuscito finalmente a provare un attimo un po' di cosette e a vedere alcune interessanti feature di questa nuovissima espansione. E nuova espansione che, sì, ringraziando Frontier finalmente è arrivata, tante cose nuove, tante cose belle, alcune cose che sinceramente mi aspettavo non ci sono, ma magari lo vedremo nei prossimi step dell'espansione, sì, perché la 3.0 si compone di ben 4 espansioni, almeno a quanto dicevano. Questa è la prima, ce ne saranno 2 di minori con un po' di contenutistica fixa e altre cose, più un'ultima grande espansione a fine anno che va a completare tutta la parte di Beyond. E quindi questo è quanto, e nel frattempo che sto andando a fare visitina al nostro amico ingegnere Felicity Farseer, eccolo qui, adesso lo ribecchiamo sul navigation panel, e nel frattempo che ci avviciniamo lì andiamo un attimo a vedere di cosa si compone questa espansione secondo quello che i dati ufficiali ci vengono a dire direttamente sul forum di Frontier, appunto, dove vedremo un attimo velocemente tutte quante le cose nuove, tutti i vari update che sono stati fatti all'interno e per questo gioco. Ed eccoci quindi sulla pagina web, velocemente andiamo a vedere un po' tutte le varie modifiche di Beyond. Beyond che rende Elite quasi praticamente un gioco nuovo, viste tutto quello che hanno fatto. Le modifiche sono davvero tantissime, non mi soffermerò molto su modifica per modifica, anche perché sarebbe da fare praticamente un video e anche più di uno per ogni capitolo. Sono davvero una quantità abnorme le modifiche, come vediamo qui dalla lista nell'altro thread, sempre di Frontier. Come potete vedere ce n'è davvero parecchio, quindi super update. Quindi Beyond si conferma quello che era stato annunciato, praticamente un total rehauling, chiamiamolo così, del gioco. Quindi modifiche, andiamo a vederle subito, modifica le ingegnerizzazioni, non più tutte le randomizzazioni, ma modifiche ben specifiche e ben mirate, la possibilità di avere molti più materiali con la suddivisione del limite di carico di ogni dato o materiale. Andiamo oltre i material trader, quindi tutti i dati micromateriali, tutti i dati possono essere adesso scambiati da degli specifici trader, commercianti, chiamiamoli così, che si trovano in vari spazioporti. Non tutti gli spazioporti li hanno, bisognerà trovare dove sono. E 3 tipologie: RAW, Manufactured, Encoded. Comunque andiamo oltre. Galnet Audio, quindi una bella radio all'interno del nostro abitacolo, sfortunatamente totalmente in inglese, quindi chi capisce l'inglese potrà seguire le news, chi non lo capisce è una feature assolutamente inutile. E Covas Customization, quindi Cockpit Voice Assistant, tradotto in italiano, assistente vocale del nostro abitacolo. Quindi la nostra nave ci parlerà con diverse tipologie di voci acquistabili sul forum, scusate, sul sito di Frontier, e ovviamente questo è palesemente un update di tipo marketing, quindi a voi la scelta. E un altro grosso update che riguarda praticamente più di un 60% di tutti gli update fatti all'interno del gioco è il Crime and Punishment, tutta una nuova modalità di gestione dei crimini, di gestione di come di come si comporta il gioco, di come dovremmo comportarci noi nel momento in cui distruggiamo un bersaglio clean, un altro giocatore o quello che sia, o anche un altro giocatore con una taglia sulla testa, e diventeremo famosi, quindi la nostra notorietà salirà nel momento in cui uccidiamo qualcuno di clean, quindi sappiatelo, la notorietà scende con due punti scusate, un punto ogni 2 ore di gioco, se non ricordo male. Sì, eccolo qui, viene confermato da questa nota qui, e niente, più la nostra notorietà è alta, peggio saranno le cose. Perché? Perché abbiamo un rebuy molto più alto e tante altre cose brutte, perché ci siamo comportati male fondamentalmente. E la nave diventerà hot, quindi diventerà una nave bollente con tutti i suoi moduli, quindi non potremo spostare un modulo hot su una nave non hot, o comunque sarà complesso farlo, faremo fatica a trasportare la nave hot da un punto all'altro della galassia con lo ship transfer, e tante altre cose. Se ci facciamo saltare per aria non cambierà più tanto
tanto come prima, anzi il rebuy sarà molto più alto, è calcolato sulla chip più alta, quindi davvero hanno cominciato a dare un po' una bella falciata a tutti i giocatori che andavano ad uccidere indiscriminatamente a destra e a manca in giro per lo spazio, quindi sì, direi un po' macchinoso come modalità di gestione dei crimini all'interno del gioco, però inspessisce tutto quello che è la parte di gestione di immersività all'interno di Elite Dangerous, Horizon e adesso Beyond. Comunque andiamo avanti e una piccola nota, come vedete anche qui in Coming Soon Super Power Bounties, se state facendo power play non preoccupatevi troppo di questa cosa, perché tanto il power play ha una gestione completamente a parte per quanto riguarda il Notoriety, Murder, Bounty e altre cose, quindi viene dedicata completamente al power play, però è stata impostata come coming soon, quindi chi magari dovesse essere incapato nel diventare wanted adesso, magari integrerà all'interno del video, cioè sotto il video, con un po' di commenti, quindi ok, basta, altro da dire non ce n'è, anche se ne sarebbe un mondo, però procediamo oltre, se non finiamo più. Planetary Improvement, altro update fondamentalmente grafico, aumenta l'immersività visiva del gioco, quindi molto belle tutta il nuovo comparto di texture e di generazione procedurale dei pianeti, e devo dire hanno fatto davvero un gran bel lavoro. La Chieftain, adesso andiamo oltre, nuova nave dell'Alleanza, molto bella, molto maneggevole, ottima per i combattimenti. Nave medium size, divertente, molto divertente. Procediamo oltre. Tech broker. I tech broker sono dei commodity trader fondamentalmente che commerciano in tecnologie e items, viene definito qui, come nuovi e rari, quindi tutta una nuova parte anche qui per il commercio. Questo appunto poi ci porta alla parte di tutti gli update per il commercio, altro modulo molto rivisitato all'interno del gioco, con tanti supporti che di cui si sentiva veramente la mancanza in precedenza, e adesso possiamo essere molto più tranquilli nel commerciare, in quanto avremo tutta una serie di funzionalità all'interno del gioco che ci aiuteranno a capire dove comprare e dove vendere, fondamentalmente che rotte fare, eccetera eccetera. Quindi eccolo qui, come gestire le rotte, eccetera eccetera, quindi tante cose nuove. Mega ship, le interazioni con le mega navi, rivista tutta anche questa parte qui, e molto sentita, perché bastava prima avvicinarsi troppo a una mega ship e quelle ci stiravano, quindi adesso questa cosa non dovrebbe più succedere, ci sono altri protocolli di ingaggio, chiamiamoli così, e quindi molto apprezzata questa cosa. Andiamo oltre, andiamo a vedere l'ultimo capitolo, le Wing Mission, finalmente gestite chiedo scusa per la tosse, finalmente gestite nativamente all'interno del gioco, quindi avremo finalmente le missioni per giocare noi con i nostri amici. Ovviamente saranno calibrate per una wing, quindi possiamo farle in solo, per carità anche sì, ma sappiate che ovviamente tutte le cose, tutte le richieste della missione sono fatte e considerate per essere gestite da più di un capitano alla volta, e una wing mission alla volta, non potete farne più di una, mi pare. Comunque finalmente è arrivata anche questa parte qui, di cui siamo molto contenti, e vedremo anche come si comporta. Ultimo piccola nota, ma non così tanto piccola secondo me, riguarda proprio le ricompense delle missioni. Adesso possiamo scegliere tra 3 ricompense per ogni missione, quindi possiamo scegliere se prendere più soldi, più influenza o micromateriali o dati, quindi dopo starà a noi decidere cosa andare a recuperare per il completamento con successo di una missione. Anche qui aumenta un attimo la flessibilità del gioco e ci dà la possibilità di gestirci un po' meglio all'interno dell'universo di Elite. Scorrendo adesso verso il top, di nuovo, come potete vedere, tantissime cose, e come dicevo impossibile trattarle tutte all'interno di questo video, magari le vedremo un po' alla volta, un po' più avanti, anche se nei prossimi capitoli e puntavo a vedere qualcosa su Targoid e Guardians. Comunque, detto questo, chiudiamo un attimo la parte dell'analisi della pagina web e torniamo all'interno del gioco per vedere un attimo una delle cose che mi sta molto a cuore, che è la gestione appunto delle ingegnerizzazioni. È una grossa parte che avevamo trattato anche in precedenza, ed è diciamo uno dei core dell'update, quindi uno degli update più grossi che hanno fatto all'interno del sistema. Quindi innanzitutto andiamo a vedere per esempio come pinnare un blueprint, quindi andiamo su Browse All, prendiamo l'FSD, se non mi ricordo male, allora vediamo Modify Your Module, vediamo l'FSD, noi abbiamo un 5A FSD, quindi andiamo FSD, classe 5, come andiamo subito a vedere Increased FSD Range, prendiamo il livello 5,
ci dà i materiali che ci servono signore, per il potenziamento. Allora, come vedete qui abbiamo pin, unpin, blueprint, non abbiamo effetti sperimentali, però possiamo aggiungere la nostra blueprint alla nostra nave. Dove andiamo a ritrovarla poi? Ovviamente tab, quindi pannello laterale, andiamo nei nostri ingegneri e da qualsiasi sistema in cui andiamo a finire, selezionando Felicity Farseer, per cui abbiamo appunto appinnato la blueprint. Come vedete qui c'è una piccola icona che ci illustra questa cosa. View Pinned Blueprint, eccola qua, Pinned Recipe, 1 di 5, 2 di 5, 3, 4, 5 di 5, ok, quindi la blueprint rimane la stessa e ho anche tutti i livelli a disposizione. E nei sistemi con l'outfitting abilitato potremo fare questo update senza necessariamente dover tornare da Felicity Farseer una volta che abbiamo registrato la nostra recipe. Ma torniamo a noi, invece andiamo adesso subito a vedere un'altra cosa che volevo vedere, perché nell'Engineers Workshop, nel momento in cui noi passiamo dall'Horizon alla Beyond e andiamo a cercare un nuovo FSD, come vedete qui, Legacy Mod, perché? Perché è una modifica fatta sulla versione precedente. Il gioco avrà bisogno di fare una modifica sulla nuova versione e praticamente di dirci cosa? Di dirci praticamente fare una conversione dai vecchi dati ai nuovi dati. Non che i vecchi parametri non funzionino, però per futuri aggiornamenti o altre cose sarà opportuno fare questo passaggio. Allora io adesso mi sto segnando il jump range di 50,69 su un massimo di 54,86 che ha attualmente la mia nave, viste le precedenti ingegnerizzazioni fatte dal Diamondback Explorer, e andiamo a vedere cosa succede nel momento in cui io passo dal vecchio potenziamento al nuovo potenziamento. Quindi selezioniamo, come vedete il gioco ci comunica tutta questa parte qui, quindi il nostro modulo precedentemente aggiornato richiede la conversione al nuovo standard. Per fare questo il modulo, guardate bene, verrà downgradato a primo grado. Questo temporaneamente ridurrà le performance del modulo, ok? Però ok, ma le blueprint, quindi le istruzioni potenziate, guardate che cosa, garantiranno delle performance superiori senza nessun dubbio, dai, diciamolo qui. Quindi la modifica da vecchio a nuovo sappiate che vi distruggerà completamente il potenziamento che avete fatto. Quindi non è che il gioco dice, quindi questa è una cosa che mi ha fatto veramente imbestialire. E io non è che ho perso e investito milioni di ore per prendere tutti i materiali, sbloccare l'ingegnere, fare gli upgrade di livello 5 fin dove volevo arrivare. E il gioco a questo punto mi rifà un upgrade di livello 5 con le nuove impostazioni. No, loro ti fanno praticamente, ti dicono sì, ce l'hai, se ti va bene come prima, tientelo come prima, però sai che se vuoi rimodificarlo è meglio che lo fai col nuovo sistema ripartendo da 1. Vabbè, grazie. Comodo così, quindi mi tocca rifare tutto? Vabbè, a noi ci toccherà rifare tutto, quindi in questo caso siamo qui appunto per vedere questa cosa e andiamo a convertire il modulo modificato, quindi diamogli l'ok e facciamo questa cosa. Andiamo sul nostro pannello, come vedete da 50,65 siamo tornati a 49,76, che vabbè è un po' di meno per carità, ma abbiamo perso praticamente l'ingegnerizzazione precedente. Cosa dire? Andiamo a prenderci un'ingegnerizzazione di livello 5 perché è quello su cui stiamo praticamente puntando, e andiamo a fare il Generate Modification. Allora, Generate Modification, come vedete, this will improve overall in red will negative effects, so you wish to proceed, quindi aumenteremo il power draw, aumenteremo la massa del 30%, vabbè, e perderemo integrità, però è quello che vogliamo fare, increase FSD range, e procediamo, vediamo cosa succede. Eccolo qui, papapam. Perfetto, ci ha migliorato l'optimized mass e andiamo a vedere cosa succede nel nostro jump range della nave. Cosa abbiamo fatto?
noi siamo passati da un 50,69 a cosa? A un 50,89 e un 55,10 massimo raggiungibile da. Quindi abbiamo guadagnato cosa? Uno 0,24 light years di distanza. E cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che una volta applicato l'effetto, ok, cosa succede? Questo viene applicato così com'è e basta, non c'è ulteriore randomizzazione. Se io vado a generare una nuova modificazione, ok, ricordiamoci meno, ok, lui mi potenzia ancora ulteriormente il modulo e questa cosa mi piace, quindi ecco qui come l'ingegnerizzazione del modulo va a sommarsi ingegnerizzazione dopo ingegnerizzazione, quindi possiamo andare ulteriormente in alto con l'optimized mass e spingere veramente i moduli molto di più. L'avevano detto, l'avevo letto, quindi adesso siamo a 51,63. Posso fare, ho ancora 3 di arsenico. Sì, dai, tentiamole tutte e tre. Genera modifica, vediamo qua. Oh, ok. Ok, ne ho altre 2. Andiamo a spingere ulteriormente la nostra nave. Praticamente con l'unica randomizzazione che sto notando. Ok, che cos'è? È quanto sale l'optimized mass. Perché per il resto non vedo altri parametri. Io direi che siamo andati anche abbastanza bene, quindi abbiamo quasi completato il massimo che potevamo fare. Andiamo sul nostro pannello e ci ritroviamo con una nave che adesso ha un 52,90 su un 57,28 di jump range. Con tutta l'operazione di upgrade della nave abbiamo guadagnato che cosa? Un 2,21 light years di jump range. Per carità, sempre comodi, si può spremere di più. Certamente, perché questo 30% di incremento della massa non mi piace. Quello che abbiamo visto sono sparire gli effetti secondari del modulo e niente. Quindi questo è quanto. Quindi i moduli sono stati rigenerati, abbiamo applicato la nuova ingegnerizzazione. Adesso voglio lanciare la nave e vedere anche ovviamente se funziona, se non ho un power draw eccessivo. Vediamolo qui nei moduli. Beh, siamo sul 70%, però con un warning. Vediamo. Apriamo un attimo i post bruciatori. Allora, questa cosa mi dà anche l'idea che se io vado 1, 2, 3, quindi molto probabilmente siamo adesso output 100%. Ok, beh, dovremmo essere abbastanza entro i parametri. Ok, non vedo lamentele da parte del gioco. Proviamo ad attivare l'FSD, vediamo se non mi va in overpower il consumo. Insomma, vedo abbastanza bene. Per il momento il mio reattore qui sta reggendo decentemente, quindi sì, dai, ci piace. Allora, nuovi potenziamenti, nuove modalità di gestione delle ingegnerizzazioni, sinceramente molto meno randomizzata, ci piace molto di più della precedente. Ha i suoi alti e bassi, dai. Era bello magari un po' cercare l'effetto secondario con i vari tentativi da un punto di vista, ma da un altro punto di vista era molto frustrante, perché se non vi venivano fuori gli effetti secondari che ricercavate o vi venivano fuori con un potenziamento farlocco, era sempre un po' brutto doverli buttare via così. Quindi questo è quanto. Per il resto, come vediamo, ci è andata bene. Non c'è più un discorso di randomizzazione, però abbiamo raggiunto un bel 52,90, quindi quasi un 53 light years con tutti i moduli sulla nave installati per un Diamondback Explorer. È decisamente buono. Quindi questo è quanto. Nei prossimi giorni andrò a farmi un po' di studi, un po' di ricerche per quanto riguarda le ingegnerizzazioni e le varie cose, perché ho un piccolo progettino in testa e niente, cosa dire? Boh.
Questo è Beyond, tante cose nuove e tante cose interessanti. Allora, visto che ci siamo e stiamo anche cianciando alla grande, andiamo verso il Garai Terminal, qui Garai Terminal, pronunciatelo come vi pare, e andiamo a vedere su tra poco 2 o 3 cosette all'interno di uno starport. Quindi ci vediamo tra poco, una volta attraccati o comunque nella fase di attracco al Garai Terminal, quello che sia. Ed eccoci in avvicinamento a Garai Terminal. Come potete vedere, sì, ho deciso di riprendere il video da qui e come potete vedere adesso i pianeti hanno delle texture decisamente migliori, quindi un po' più realistici, meno giocattolosi della versione Horizon, quindi sì, come dicevamo un bel lavoro insomma che hanno fatto per aumentare un attimo l'immersione e l'immersività all'interno del gioco. Quindi ok, eccoci qua, intanto ci avviciniamo pian pianino, andiamo a vedere, piano, no, il mouse che schizza fuori, eccolo qui, come potete vedere, gran pianetone, adesso sembra proprio un pianeta. Ok, torniamo a noi, andiamo verso Garai Terminal, andiamo a vedere le procedure di dock, non è cambiato praticamente nulla in questo senso, ok, quindi andiamo a proiettarci all'imboccatura dello spazioporto. Ok, sinceramente non vedo l'ora di andare a ripotenziare i motori di questa nave, che le avevo già fatto un bel dirty drive prima ed era diventata veramente potente, come anche un bel power distributor, charge enhanced e via, e devo dire che il DBX con queste modifiche è diventato davvero un gran bel giocattolino da pilotare, velocissimo, una scheggia impazzita, seppur fatto di cartapesta perché basta uno sputo per farlo saltare per aria, però è molto veloce, quindi ovviamente sempre si guadagna da una parte, se ne perde dall'altra, non si può avere tutto e questa è una bella lezione di vita. Nel frattempo abbiamo fatto il dock, come vedete le operazioni di dock sono molto classiche, insomma non hanno cambiato assolutamente nulla da questo punto di vista, anche perché insomma fare il docking in Elite è una delle cose su cui ci divertiamo. Chi compra invece l'autodock, il computer dell'autodock, posso capirlo sulle navi large perché sono un po' fastidioso farlo manualmente, ma insomma dai, almeno le cose su cui ci divertiamoci. Comunque, piccolo discorso a parte, perché siamo qui? Perché andiamo a vedere nei content, come vedete. Qui non è cambiato granché, abbiamo sempre il Search and Rescue Agent, non c'è il contact per i trade o altre cose, come dicevo lo vedremo magari nelle prossime puntate. Quello che volevo vedere un attimo con voi qui prima di chiudere questo eterno video riguarda la parte delle missioni. Perché? Perché la parte delle missioni finalmente, come dicevamo, ci sono le wing mission, bla bla bla, e quindi adesso andiamo a vederle. Sempre se il server si sveglia e me le fa vedere. Quindi, allora, prendiamo una missione standard. Altra cosa che hanno inserito è la reward choice. Quindi io posso scegliere se prendermi, per esempio, 418.727 crediti, cosa devo fare? Ok, una black box, e prendere reputazione. Ok, quindi come vedete prendo meno soldi però più reputazione e influenza, oppure se prendere più influenza, sempre gli stessi soldi e reputazione, quindi vediamo un attimo. Che differenza c'è? Reputation 3, ok, come vedete influenza 2, reputation 3, influenza 3, reputation 2, quindi in base a quello che voglio fare, se aumentare la mia reputazione con la fazione o la mia influenza con la super fazione, questi sono i due parametri che fanno riferimento l'uno all'altro, adesso non mi ricordo nello specifico come si distinguono, vediamoli un attimo. Eccolo qua, ok, allora la reputation, se non vado errato, riguarda la super power, quindi federazione o impero, alleanza. L'influenza invece riguarda la fazione
la fazione in oggetto che ci ha dato la missione. Quindi una bella cosa che hanno fatto, sinceramente mi piace, nulla da dire. Invece, per esempio, prendiamo questa Industry Need 1476 unit of Bertrandite, guardate qui, però pagano 4.616.000 Biotech Conductor Building Fabricators, e anche qui rivediamo la stessa cosa. Quindi posso scegliere i soldi, un po' di reputazione, un po' di influenza, oppure i Biotech Conductor sono dei micromateriali di Rarity Grade 5, quindi come vedete possono essere comodi. Prendo meno soldi, meno reputazione e meno influenza. Stessa cosa vale per i Building Fabricators, eccetera, eccetera. È una Wing Mission, quindi qui ci consigliano di farlo con ovviamente degli amici. Ok, tutti i comandanti possono condividere una missione, una wing mission alla volta. Ovviamente per fare su 1476 unit di Bertrandite preparatevi, perché insomma le wing mission sono toste. Ovviamente sono considerate per essere fatte da 5, 6, 3, 4, 4, 5 6 massimo della wing, o da 2 in su comunque, quindi non preoccupatevi, sono così. Ok, detto questo, come vedete questa icona ci dice quali sono le mission wing e quali sono le mission non wing. Quindi per esempio 913 unit di beryllium vengono pagati 9 milioni e passa, quindi insomma cosa molto 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 comoda. Poi il passenger lounge, non ho visto grosse modifiche, almeno sulla carta, poi magari qualche piccola modifica all'interno del gioco ci sarà. Non so se hanno modificato le modalità di calcolo delle ricompense, perché c'era qualcosina che non funzionava, diciamo, nell'algoritmo nel background simulation, che andava a calcolare la quantità di ricompense a fronte di consegna personaggi in base alla distanza dello spazioporto dalla stella. Spero che abbiano sistemato questa cosa. Comunque, come vedete, anche da qui ci sono tutte missioni e non ci sono wing mission per quanto riguarda i passeggeri. Poi non so se le metteranno in un futuro o quello che sia. E sui contacts volevamo vedere un'altra cosa. Quello qui vedete gli authority contact, combat bond, black market. Ovviamente adesso l'ho cliccato. No, beh, bene, dai, non l'ho cliccato, se no mi diceva non hai niente da vendere al black market. Beh, grazie a sta cippa. E niente, basta. Quindi questo è quanto. Insomma, direi che come primo video relativo a Beyond ci siamo dilungati anche troppo, quindi vi chiedo scusa se sono stato così prolisso all'interno di questo video. Purtroppo, come dicevo all'inizio, il tempo a mia disposizione è davvero poco, e che nel momento in cui io posso sfruttare questi momenti per gestire, generare e produrre questi video, devo andare a concentrare molti concetti all'interno di pochi video. Quindi purtroppo questi video, questo e i prossimi video di Elite saranno un po' lunghetti. Speravo di riuscire a gestire la parte con i montaggi e quindi comprimere i video all'interno di 15-10 minuti, magari anche con più, spezzandoli con più argomenti, però purtroppo mi dispiace dirlo, ma non ho effettivamente il tempo di farlo. Detto questo, un grandissimo saluto a tutti, grazie a tutti coloro che mi seguono nel canale nonostante la mia bassa produzione video. Vi chiedo scusa, vorrei davvero sinceramente fare di più, purtroppo come dicevo non ho il tempo. Ok, basta con questo concetto, quindi grazie a tutti, e grazie anche ai ragazzi degli altri canali che mi hanno contattato. Dopo metterò il loro link nella descrizione sotto il video. Quindi altro gruppo che sta avviando anche loro hanno anche loro un canale YouTube per quanto riguarda la gestione del gioco di Elite, quindi se volete andare a farci un salto dateci un occhio. Tutte le informazioni che possiamo reperire che ci aiutano a giocare meglio all'interno di questo gioco sono bene accette, anche per me, perché anch'io devo studiarmi le cose e andare a capire come funzionano. Se avete domande, dubbi, se ho detto qualche boiata all'interno del video, commentate sotto nei commenti, scusate un attimo la ripetizione. E detto questo, altro da dire non ce n'è. Virus 101 con la gola riarsa e il cervello fuso vi saluta tutti calorosamente, e transmission out.